La prima cosa che noterai è l'aspetto diverso del pannello degli strumenti. Al posto di numerosi piccoli strumenti metallici di forma rotondeggiante, sono infatti presenti alcuni schermi di computer. La maggior parte delle informazioni è la stessa, cambia solo il modo in cui vengono presentate. World Travel 221, in attesa in prossimità della pista 6 destra. Il traffico è un 747 in finale. In attesa in prossimità 6 destra, World Travel 221. Questa chiamata è per un altro aeromobile. Noi siamo Orbit 526. Durante il volo gestirò io le comunicazioni radio, quindi non preoccuparti se ti perdi qualcosa. Ti dirò io cosa fare. Il display a sinistra è il display di volo principale o PFD. In un unico display sono raggruppati più strumenti. La sezione in blu e marrone al centro del PFD è un indicatore di assetto. La banda verticale sul lato sinistro indica la velocità, mentre quella sul lato destro indica l'altitudine. Nella parte in basso al centro c'è l'indicatore direzionale che mostra la prua e alla sua destra c'è il variometro. Ci vuole tempo per abituarsi a questo tipo di visualizzazione, ma una volta acquisita familiarità non ne potrai fare a meno. A destra del PFD c'è il display di navigazione che fornisce una vista dall'alto della posizione dell'aeromobile in relazione ai supporti di navigazione e alla rotta pianificata. Puoi modificare l'aspetto della mappa usando le manopole di formato e portata sul lato sinistro del pannello. Prova adesso se vuoi. 526. Bene, siamo stati autorizzati a partire. Quando sei pronto, usa la manetta del joystick o premi il tasto F3 per aumentare la potenza. Inizia con il 50% di N1. Lascia che i motori si stabilizzino, poi aumenta la potenza al 100%. 80 nodi. V1. Rotazione. Solleva lentamente il muso a un assetto di 15 gradi. V2. Rateo positivo, sollevamento carrello. Solleva il carrello premendo il tasto G. Orbit 526, contattare partenza. Esaminiamo la checklist delle operazioni successive al decollo. Carrello di atterraggio, su. Flap, su. Spinta, imposta l'80% di N1 per la salita. Checklist delle operazioni successive al decollo completata. Livellati a 6.000 piedi e riduci la potenza a circa il 60% di N1. In questo modo la velocità sarà circa di 250 nodi. Poiché in questo breve tragitto voleremo bassi, non superare i 250 nodi e tieni accese le luci di atterraggio. Questa è infatti la consuetudine quando si vola al di sotto dei 10.000 piedi. Orbit 526. Riprendere navigazione. Riprendiamo la navigazione, Orbit 526. Bene, ci è stato detto di riprendere la navigazione, ovvero il controllo non ci fornirà più il vettoramento e dovremo seguire il piano di volo comunicato. Il nostro piano di volo ci porterà a un punto che ci permetterà di allinearci per l'avvicinamento con la pista 2-3 di Glasgow, la pista attualmente attiva. Per raggiungere tale punto puoi usare la bussola missione oppure seguire il nostro piano di volo nella pagina della mappa del display di navigazione. La linea di colore rosa sullo schermo è il percorso che dovremo seguire. Orbit 526, girare a sinistra per prua 230, vettori per avvicinamento a vista pista 2-3, riportare quando la pista è in vista.
A sinistra per 230, alla ricerca della pista, Orbit 526. Iniziamo. Vira a sinistra per prua 230 gradi. Dovremmo vedere la pista davanti a noi in uscita dalla virata. Ok, vedo la pista. Avvicinamento. Orbit 526 alla pista in vista. Orbit 526, autorizzato avvicinamento a vista, pista 23. Autorizzato per l'avvicinamento a vista, Orbit 526. Riduci la spinta al minimo e inizia la discesa verso la pista. Abbassa il carrello di atterraggio premendo il tasto G e abbassa completamente i flap mentre rallentiamo. Premi 3 volte F7. In un aeroplano grande come questo, la velocità di atterraggio varia in base al peso. Con il nostro peso attuale, la velocità di avvicinamento finale sarà 130 nodi. Regola la manetta per mantenere 130 nodi mentre scendiamo verso la pista. Premi 2 volte F7 per abbassare i flap a 8 gradi. Poiché i flap tendono a farci rallentare, aumenta la potenza a circa il 60% di N1 per mantenere 180 nodi. Stai effettuando correzioni eccessive. Applica una pressione inferiore sulla barra. Siamo arrivati, ma la prossima volta prova a stare sulla pista. Orbit 526, contattare controllo di terra su 121 decimali 7.